Una vera e propria bomba è esplosa questa sera a Napoli, e per voi, appassionati tifosi del nostro club, siamo qui con un'altra notizia scottante da dietro le quinte che potrebbe influenzare direttamente il futuro del nostro numero 1. Come sempre, il nostro canale è qui per tenervi aggiornati con le informazioni più rilevanti e affidabili su ciò che accade dentro e fuori dal campo. Quindi mettete subito un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, perché il possibile arrivo di un nuovo nome per la porta del Napoli sta iniziando a movimentare le cronache sportive. Secondo quanto riportato dalla stampa francese e commentato dal giornalista di Rai Sport Ciro Venerato, il Napoli starebbe monitorando con attenzione il giovane portiere Lucas Chevalier, attualmente in forza a Lille. Considerato uno dei migliori portieri della Ligue 1 in questa stagione, Chevalier si è distinto non solo per le sue difficili parate, ma anche per la sua freddezza e intelligenza sotto i pali. Ha soli 22 anni. È già un portiere di prima scelta del club francese e sta iniziando ad attirare l'attenzione dei giganti europei. Il Napoli potrebbe essere la prossima destinazione del promettente portiere. Nel frattempo, il rinnovo di Alex Meret continua senza un esito chiaro. L'ultima trattativa con il Napoli è stata nuovamente rinviata a causa della richiesta del giocatore di un bonus aggiuntivo, che Aurelio De Laurentiis è ancora restio ad accettare. Di conseguenza, il club continua a cautelarsi e ad allargare il proprio radar sul mercato dei portieri, avendo già sondato Vanja Milinkovic-Savic del Torino. Anche se Meret dovesse rimanere, la dirigenza ritiene che con 3 competizioni importanti nella prossima stagione, Serie A, Coppa Italia e Champions League, sarà necessario avere in rosa 2 portieri di alto livello. E ora vogliamo sapere cosa ne pensate voi, tifosi del Napoli. Cosa ne pensate di Lucas Chevalier? Pensate che abbia il potenziale per brillare in maglia azzurra e prendere in mano la porta della squadra? E di Meret, lo terreste o puntereste su una nuova coppia di portieri? Lasciate un commento qui sotto e discutiamo insieme del futuro della nostra difesa. E naturalmente, se vi sono piaciuti questi retroscena, lasciate un super ringraziamento per rafforzare il canale e continuare a seguire tutto ciò che riguarda il nostro amato Napoli.